Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Sono state domate le fiamme divampate a bordo della nave Filippo Lippi di Caronte in Tourist delle Isole Minori, scoppiato nella zona della Sala Macchine mentre il traghetto si trovava in navigazione verso Filicudi e Alicudi. Le alte lingue di fuoco sono state spente dal personale di bordo, successivamente sono giunti sul mezzo i vigili del fuoco del distaccamento di Lipari che hanno raggiunto la nave con dei gommoni. I pompieri sono intervenuti per la bonifica e la messa in sicurezza, nessun problema e nessun danno si è registrato tra il personale di bordo, i mezzi imbarcati e i passeggeri. Confermata la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal GUP della terza sezione della Corte d'Appello di Palermo nei confronti dell'ex sindaco di Agrigento ed ex senatore Calogero Sodano. Quest'ultimo è accusato di associazione mafiosa. I giudici hanno condannato la parte civile, l'avvocato Giuseppe Arnone, a risarcire l'avvocato Nino Mormino, legale dell'imputato, con la somma di 1.000 euro per aver utilizzato nei suoi confronti in uno scritto a sua firma espressioni ingiuriose e diffamatorie. Sodano è accusato di aver stretto degli accordi con le famiglie mafiose dell'Agrigentino per ottenere il sostegno all'elezione a sindaco. Rimarrà invece a Caltanissetta il processo sul cosiddetto sistema montante, almeno per il momento infatti non sarà trasferito a Catania, una ipotesi che era stata inizialmente prospettata ma che ad oggi non trova conferma. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del sostituto procuratore Pasquale Pacifico, attuale sostituto al Tribunale di Caltanissetta, sulla nomina di Nicolò Marino, GIP del Tribunale di Roma, procuratore aggiunto di Caltanissetta. Questo è quanto ha affermato in aula il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso. Domani il Consiglio di Stato dovrebbe dichiarare il non luogo a procedere sull'appello cautelare proposto da Nicolò Marino in considerazione del fatto che già è intervenuta la sentenza di merito. Deteneva in casa 8 buste sigillate in celofan trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo lordo pari a 7,585 kg. In manette è finito un 51enne residente nel quartiere San Cristoforo di Catania. L'arresto è stato operato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato colto in flagranza e dovrà adesso rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La squadra mobile ha eseguito una perquisizione all'interno di un appartamento posto nel rione San Cristoforo che era nella esclusiva disponibilità dell'uomo. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG delle 20. A più tardi.